Pronto, sono Lillo. Telefono con l'annuncio su Portobello. È che vende la capretta. Aspetta che chiami mia mamma. Combo. Muovati, dai. Ehi! Oi! Pronto? Pronto, sono Lillo. Ah sì, buonasera. Era caduta la linea, Sì. dopo ero occupato. Ascolta, lei vende una capretta? Sì. Ma come si chiama? Ma fermate se bea. Se vuoi venire a vedere? Ma quanto pesa adesso? Non lo so. Non sa? Non lo so perché mi peso, non so. Quanto peserà un cavaretto adesso, tipo questo? A chi chiede? A io. A me? Ma sarà sui 20 kg, penso. Ma Sì. sì, perché sarei pronta da un anno, sarei pronta da... E la riproduzione va bene? Sì. La riproduce ben bene? Sì, sarei proprio... Ma di maschio una femmina? Maschio? Femmina. Femmina, sì. E tanti capricci qua, ben bene, mi daria proprio bene. Perché mi governo una specie di malga, come si può dire, di malga, no? Sul verso Asiago. E aveva comprare appunto degli animali, non c'è che fa riproduzione, perché sennò resto sempre fermo là. Oddio, ma voi dove abitate? A Fiumicello. A Fiumicello? Da dove sei? Io sono di Padova. Non capisco. Ma adesso mi sono trasferito su a Chiavo, che ho fatto Maglia, no? Allora, come si può fare per vedere? Sì. Se vuoi venire a vedere? Come figo un po' strada perché non salaria veramente. E quando vuoi che vieni, per esempio, io? Quando vuoi? Di domenica. Di domenica? Si può fare anche prima se vuoi. Ma perché lì a vedere, ma lì dopo, ben che vi darò a mio marito, insomma, per i soldi, per tutto. Vabbè. Non sa dare una stima intanto del prezzo? Sì. Non saperia proprio assolutamente perché non vorrei parlare con mio marito dei soldi. Vabbè. Comunque, insomma, se mette d'accordo per quello. Se avete ma mi potrei offrire, guardi, che dico proprio sull'onda quanti spiego. Adesso con 5 milioni, no? Mai spese sino a extra che do. Potrei dargli sui 4 milioni. No, da più. Non capivo. Vuoi dire per in giro? No. 4 milioni? Questo è poco. La cavaretta? Questo è bella però naturalmente, Insomma, non so se devo scherzare o cosa, ma 4 milioni nella cavaretta. E cosa dargli di più? Non è no? Non lo so, ma... Che dica? Mi penso che una cavaretta vai a manco? Del manco? Sì, ma non so che... Guarda, io veramente non so tanto, perché io lì appunto mi sono messo lì perché adesso ho trovato l'occasione e mio zio no, che è tutto morto, ora mi dà sulla voce, mi dà prima tutto. Sì, non capivo, e quindi non stava lì, mi sono informato un po' dai miei amici, adesso non so se mi ha fatto qualcuno, insomma, allora, mi ha detto 4 milioni, mi ha detto, guarda, una bella cavaretta sulla riproduzione soprattutto, sui 4 milioni, insomma, mi ha detto, sì, adesso non so, se basta. Se meno mi va bene, mi che dico una roba, non so se uno fa inteso, perché forse parlo un po' i miei interessi, ma comunque non vuoi parlare come marito. Però mi vogliono due cavaretti di sua mamma, di sta qua, no? Sì. Io mi che passi 150.000 lire all'uno? 650? 150.000 lire. 150.000 lire, pesava sui 20 kg, adesso non so, perché mi ricordo le precise, insomma. Non penso che da 150.000 lire
E ci sta l'aumento. E in un momento arrivare a 4 milioni. Ora... non lo so, appunto, per cosa non ho già di essere in giro. No, ma non si devo stare in giro adesso. Cioè, mi scusa, ma... Che mega tutti in giro a questo punto. Cioè, va bene, sei pronta, se poi me ne benissimo al cavarò. Ecco là. Però, insomma, non so, io dico anche a mia Maria, ma insomma... No, beh, e ora se ora... A mia Maria, ma insomma... No, beh, e ora se ora si può anche fare, cioè... Io ora che potevi accadere 200 carte, è fatta storia. Io non voglio capire quello che avanti, comunque... Io pensavo da quanti fatti adesso mi dà una bella notizia, sì, ora. Perché sa, da 4 milioni a 150 mila, che c'è una differenza. Vedi che può essere anche per dentro, no? Ma è ovvio, io. Ma anche se 300-400 carte mi va bene, no? Mi essere, dico a mia Maria, no? E mi dà il suo numero di telefono, quindi in caso che faccio telefonare a mia Maria. Esatto, sì. Tanto che dà quel numero, Sì. Allora, 65 37 291. 65 37 291. Esatto, Padova. Ascolta? Sì. No, visto che le sue accorte insomma che spiega prezzi di H poco, non c'è che nega altre. Esatto, dico, una cavaletta che ha detto mamma, è quella che io non la vendere, e più in settembre mi ha fatto un altro 2 cavaletti che c'era pronti per Natale. Cioè, noi non mangiamo, noi io tengo tutti per vendita. E io da vendere, uno che qui seria anche uno che gli interessa mangiarlo, oppure uno che vuole vedere fare produzione. Sì, tanto per fare un numero. Non ho capito. Cioè, avanti, che propongo? Che a me dà, non so, a Natale, per esempio, no? Fine dicembre. Mi dà 2-3 cavaretti. Mi dà un consiglio. E, per esempio, che non so, lei tiene? Non lo so sei. Ah, niente? No. Una cosa in piccolo? Sì, una robetta... Galline? No. Gaetto e cosa? Non ha niente oltre? No. Sì, che mi tengo per casa quella, perché io non ho tempo e mi tengo proprio necessario. No, perché ho visto che avevo trovato l'occasione, magari se lei aveva possibilità di dare una cosa in più, e provare anche ok. Non so, non riesce a trovarmele. Magari da qualcuno sì, qualche amico, non so, un corseo, e qualche gallina, sì. Beh, non so sicuro, comunque può interessarmi, e vediamo. Sì, se mai parlo con suo marito, mi metto d'accordo. Sì, dopo che telefono mio marito, verso le 8 di casa. Sì, verso 8:30 anche. 8:30? 8:30. Va bene che telefono, il fatto che telefono mio marito, mi metti d'accordo, quando che le case anche io, magari, insomma, per le trovati, ecco. Va bene? Ma voi altri non abbiamo un'impresa, un'attività? No, è tutta una roba qua in casa. Sì, fatta in casa? Sì, perché ho tenuto il tuteo. Perché lei è amante di animali. E quindi... io non so adesso, perché mi sono buttato su questa attività. Però non so come va a finire. Magari qualche consiglio, sì, perché non so se è un'attività buona che insomma produce o... Oddio, come che dico, di 2 cavaretti che io ho venuto, mi fregate per soldi o me ne frega? Quello che voglio, cioè, non tanti schemi, non è che mi interessa tanti schemi, tanto per vivere. Per vivere? Per vivere. Io non devo mai trovare, io un altro genere di lavoro, per vivere. No. E ora... Sì, no, ma adesso anche io avevo un lavoro, però ero impiegato, sì, no. Poi mi è capitata l'occasione, sicuro che ho tanta montagna. Ma dopo se si ha fortuna e se parte lì, puoi anche riuscire, anche a guadagnare bene, penso. Ecco. Penso anche che sia un'attività che adesso ormai dovrebbe essere una sola bene. Sì, penso che infatti per cui mi sono buttato al salario, no? Pronta? Sì. E cavaretti. Torniamo ai cavaretti, no? Le buone per riproduzione. Le buone per riproduzione? Buone, mi assicura. Immagino io mai... Quando mi trovo, non so, una cavaretta che ha, non so, a ciccia stroppa, come si suol dire, e non produce. E se la mia è un mio provato. Per via. Ovvio che non ha provato. Ecco, però... No, però,
dicevo, se per caso, non so, mi manca i Cavarotti anche. Potrei trovare che mi manca, no? Devono essere buone. Allora, io come ce l'ho già? Pronto? Ecco, non so, ma come si può fare? come si può fare? A farlo lì come faccio? Cioè io la voglio scherzare stasera, ho capito? No, non mi intendo di queste robe. Ma non c'è un modo artificiale di sviluppo, Classiche, come che esiste le mucche che ti haga seccare, ma non fai mucche. fai mucche sì. Però non mi intendo perché queste robe. non fai coco dei, non so, come cosa fai? Comunque, io so che ho sentito perché lì appunto con un altro genere di lavoro non appartengono ai contadini. ai contadini, esatto. Ascolta, e ora adesso mi dico, non sono sicuro, però se a poi tirando su anche qualche mucca, visto che si può fare artificialmente, non so come, però si può fare. Dove metti il letto con me? A mucca? Come la posso fare? No, vabbè, che da suo marito, visto che produce artificialmente, spero che capita occasione. Non sei sentito? Sì, stai attento, ma voglio descaricare, fai che telefonare se Maria stasera, ma io che mi devo farmi mangiare adesso? Cosa prepara stasera? Stasera? Quinta. No. Sai che si può fare se ora? Io stasera vengo là. Così mangiare con voi altri. E si accontentiamo, cioè, si mettiamo d'accordo. Ma su cosa? Con suo marito, adesso le storie dei cavarette, dei poasti, insomma, magari suo marito si intende di più. Non capito. Va bene, se vuoi venire per casa mia Maria? Vengo pure magari un caffettino, sì, e facciamo 4 sacque. Va bene. Va bene. Magari dopo invitiamo anche a tutti gli animali dentro. Sì. Questa è una riproduzione, si dice. Va bene? Stai capito, mi vuole fare. Non ho tempo da perdere. Ti interessa la cavaretta? Sì. Anche altro, se che No, altro no. Vabbè, insomma, proviamo. Va bene? Come proviamo? No, che magari sappiamo tutti, proviamo con qui artificialmente. Comunque, che capimi che posso suonare stasera a mia Maria perché ho da fare. Va bene. Va bene? Ciao. Ciao.